direi di cominciare perché l'obiettivo sarebbe anche quello di lasciare almeno una bella mezz'ora per il dibattito, quindi prima cominciamo e prima arriviamo anche al dibattito, che poi per me è sempre la cosa più interessante di ogni evento di questo tipo. Oggi parliamo di queste sostanze perfluoroalchiliche, PFAS, questa sigla molto brutta, molto difficile, che ha causato una vera tragedia qui nel nostro Veneto, nella nostra terra. Ma perché portiamo questo argomento proprio a Cittadella? L'acqua degli acquedotti di Cittadella non è inquinata da queste sostanze. E tra l'altro, quando sono stato dal sindaco di Cittadella a chiedere la sala che ci ha concesso, e ci ha concesso anche il patrocinio, e la prima cosa che mi ha chiesto, ha detto: ma l'acqua di Cittadella non c'entra? No, l'acqua di Cittadella non c'entra, però è importante che noi, e anche con questo territorio, parliamo di questa tragedia, di questo enorme inquinamento. Perché? Perché è una tragedia in atto. Questa volta non stiamo parlando di quello che è successo nel passato, stiamo parlando della situazione attuale e del futuro, di questo pezzo di Veneto, che non è un pezzettino, è un pezzo di Veneto che ha coinvolto 3 province, buona parte della provincia di Vicenza, parte della provincia di Verona e parte della provincia di Padova. 350.000 persone o più sono coinvolte o addirittura intossicate da queste sostanze. E noi possiamo esprimere la nostra solidarietà, possiamo esprimere, però volenti o nolenti siamo interessati, direttamente interessati anche noi. Intanto perché, prima di parlare dell'aspetto, diciamo, umano, parliamo dell'aspetto delle risorse, perché questo problema assorbe una quantità di risorse che potrebbero essere destinate, avrebbero dovuto essere destinate per altre cose. Per esempio la Regione, lo Stato sta spendendo risorse che potremmo noi aver utilizzato appunto per fare scuole, sanità migliore, sociale, che è in grande crisi e così via. Invece vengono spese per tamponare questi problemi. Sappiamo che anche noi abbiamo già fatto, anche con la nostra associazione, non siamo esenti di inquinamento. Noi abbiamo qui a pochi chilometri a nord abbiamo il problema del cromo esavalente e abbiamo chiesto ripetutamente che venisse bonificato, anche perché, a differenza di problema quasi irrisolvibile come questo inquinamento del PFAS o tanti altri inquinamenti, il problema della galvanica di Tezze è estremamente facile da risolvere da un punto di vista tecnico. È lì tutto sotto la fabbrica, un punto molto prestabilito e un punto molto definito. Ci sono già ormai da 20-30 anni dei piani di bonifica ben precisi, che si tratta solo di mettere in atto e non occorrono tanti soldi, ma appunto con l'ultimo evento che abbiamo fatto, che era incentrato anche su questo, sulla bonifica,
ci è stato risposto di no, o meglio, come fanno i politici, non ti dicono di no, non ti rispondono. Cioè, e allora quando lo facciamo, c'è il piano, c'è tutto, non ti rispondono. E il motivo è anche fin troppo banale, cioè non ci sono più i soldi, perché buona parte dei soldi sono spesi per problemi come questo. Quindi vedete se siamo coinvolti. Siamo coinvolti e come? Siamo coinvolti anche perché sta per essere ultimata la condotta, una bella condotta di 1 metro di diametro, Piazzola Brendola, che porterà acqua proprio a queste terre inquinate, le terre inquinate dai PFAS. Quindi i prelievi d'acqua saranno ancora una volta dalle falde sotterranee che noi localizziamo, no? Qui tra Fontaniva e Carmignano, diciamo Camazzole. Ecco, con i problemi connessi a prelievi non completamente valutati di enorme, potranno essere di enorme portata. Sappiamo che già il letto del nostro fiume del Brenta, proprio qui in zona di Fontaniva, è sprofondato di 7 metri, ci sono dei punti dove si vedono i 7 metri, come era prima e come è adesso, no? È impressionante. E calando ancora l'acqua, una cosa banale, io non sono un esperto, ma ovviamente calando le falde calano le falde ulteriormente e cala anche il letto del fiume, che è in equilibrio con le falde. E poi il problema non indifferente, forse il principale: noi non ci inquineremo mai da queste sostanze, non ci intossicheremo mai, non è detto, dipende, perché c'è la catena alimentare, cioè i cibi prodotti in queste zone, catena alimentare, quindi l'erba, il bestiame, il latte e così via, no? I formaggi eccetera, e potrebbero interessare anche tutte quelle popolazioni, prima di tutto del Veneto, ma direi d'Italia, d'Europa, a ogni posto del mondo dove noi esportiamo, i nostri cibi potrebbero essere contaminati. E non ho detto quello che avrei dovuto dire all'inizio, cioè ho detto perché abbiamo organizzato questa serata, chi lo organizza, ce l'avete nel volantino, siamo tante sigle raggruppate in una rete che unisce tutte queste sigle, associazioni qui del Cittadellese o intorno a Cittadella, che si danno da fare, sono attive in molti campi. Oggi facciamo questa serata appunto per difendere il nostro ambiente. Proprio in queste settimane buona parte di queste associazioni, lo ricordo perché è molto significativo soprattutto per Cittadella, queste associazioni che trovate nel volantino, che si chiamano, la rete che le raggruppa si chiama Rete Oltre le Mura, e si sta dando da fare per portare una famiglia siriana qui nel Cittadellese, ecco, che verrà ospitata e vivrà in questa comunità. Questa è un'iniziativa proprio di queste associazioni, autofinanziata, e quindi la ritengo importante averla menzionata. Ecco, io comincerei subito. Allora, la serata si svolge, ci sono 3 relazioni, di cui la principale sarà quella di Alberto Peruffo, l'autore di questo libro che presentiamo questa sera. Un'altra relazione che adesso farà Francesco Basso, che qui da noi è molto conosciuto, per chi non lo conoscesse. Lui ha lavorato buona parte della sua vita all'ARPA, quindi è un tecnico ex
quindi è un esperto di questa materia. E lui ci farà proprio così una carrellata purtroppo veloce della geografia e un po' della storia, come nasce l'inquinamento e qual è la situazione attuale e la gravità di questo inquinamento. Dopodiché io dirò qualcosa molto brevemente su che cosa fanno alla salute i PFAS, perché ce ne stiamo preoccupando e perché ne sentiamo parlare solo da pochi anni e come mai, e poi appunto la parola a Alberto Perrone. Ecco, comincia Francesco Pazzo. Buona serata a tutti. Allora, l'acqua viene primario, chi inquini paghi. È una bella frase, ma non trova sempre riscontro. Chi inquina paga, sì, se riusciamo a provarlo in tempi brevi che lui è colpevole. Io aggiungerei, viste le esperienze anche penali di molti altri siti inquinati. Non è facile perché la prescrizione è sempre lì dietro l'angolo ad aiutare questi potenziali colpevoli. E poi dietro l'angolo ci sono fiduzioni basse, poi ne parliamo, e poi dietro l'angolo probabilmente ci sono anche le morti dei colpevoli, perché si protraggono un po' troppo, anche se adesso la nuova legge, la accenneremo, è molto molto severa. Stiamo parlando anche di 15 anni di galera per crimini ambientali. Ne ho provate 2, funzionavano, la terza non va, te pareva. Così è. Vabbè, esiste sempre il manuale, per fortuna. Allora, sostanze, io lo affronto solo, se mi dai il libro, grazie, scusa, io ci provo però. Allora, io lo affronto da un certo lato, ovviamente poi il dottor Sarto da un altro. Abbiamo, per fare queste molecole utilissime, tra virgolette, i pro e i contro non ci sono mai conosciuti dall'inizio e quindi sono solo utilissime e sembra ci siano solo i pro, compreso, vi ricordo, l'amianto, una delle battaglie che sono state fatte qua a Cittadella, tutti pro, peccato che poi i contro forse pesavano di più. Quello che voglio dire di queste molecole è che ci vuole molta energia per costruirle. Il legame carbonio è fortissimo, ci vuole molta energia per crearle e quindi, è una regola, ricordatevi che ci vorrà molta energia per smontarle. Bene, se molte sostanze che l'uomo produce con i raggi ultravioletti, l'ossigeno e i batteri riusciamo a demolirle, magari in tempi anche un po' lunghi, ma riusciamo a demolirle, queste come dimezzamento, cioè il 50%, hanno 92 anni. Se poi si trovano nel sottosuolo, lontano da temperature alte, lontano dall'ossigeno, lontano dai batteri, lontano dai raggi ultravioletti, queste rimangono tal quali. Ce le portiamo appresso. Finché non escono, non vengono smontate da quello che vi ho detto, noi di fatto le abbiamo. Ha funzionato? Fermo. Ogni tanto. Dove ce le abbiamo in casa? Perché vi sto parlando di casa vostra, non sto parlando di Vitello, non sto parlando dei 350.000 abitanti, no, sto parlando a casa vostra. È probabile che anche i tessuti di quelle poltrone siano fatti con interferenti endocrini, con ritardatori di fiamma e anche magari quei FAS per impedire che macchie d'acqua vadano all'interno del tessuto. Ce li avete anche voi nelle vostre case. Ricordatevi che nel nostro sangue, purtroppo, abbiamo una media dai 2-4 nanogrammi per millilitro, o se preferite 4.000 per litro di sangue, perché purtroppo tutta una serie di, li riconoscete, di sostanze che sono intorno a noi, adesso ne arrivano alcune di molte più evidenti e chiare, sono, tra virgolette, intorno a noi. Se mi dai il manuale, grazie, mi dai un invio per favore, grazie. Filo interdentale. Ma è meglio che cercate quello giusto, perché è una via, cioè, siamo a contatto intimo con mucose, ce l'abbiamo in bocca, ci sono dei fili interdentali. Vi ricordo che il Teflon, con cui è fatto, con cui si crea, diciamo, con cui viene fatto dai FAS, è, tra virgolette, resistentissimo, lo usavano gli idraulici anche nei tubi e quant'altro. Bene, viene usato anche nel filo interdentale. Purtroppo l'Oral B adesso stanno cambiando produzione, scegliete quello libero da FAS, non FOA, perché c'è anche un inganno pubblicitario molte volte su questo. Ho visto persone che hanno presentato, grazie, i sacchetti dei popcorn. Chi ha il forno a microonde, ecco, attenzione, questi sacchetti che non fanno passare l'olio all'interno è perché sono trattati con i FAS.
Questi maledettamente passano in popcorn quantità importanti di FAS, ok? Io ve lo dico perché so che questo materiale poi quando diventa un rifiuto non dovrebbe essere riciclato, dovrebbe andare all'inceneritore, al distruttore. Cartoni delle pizze, non mangiate le pizze dentro i cartoni. Se dovete, portatele a casa al più presto e mettetele sul piatto caldo che avete scaldato appositamente, perché questi cartoni il più delle volte venivano trattati e non vanno recuperati nella carta, perché sono trattati, non fanno passare. E lo stesso vale per le patatine al fast food, i panini al fast food, eccetera, eccetera. Tutte quelle carte un po' strane, oleate, che non fanno passare il corcio. Bene, arriviamo da dove partiamo? Partiamo ci ha messo 35 km ad arrivare qua, ci ha messo quasi 50 anni ad arrivare qua e ci metterà quasi 50 anni a svuotarsi. La falda è inquinata da 50-40 in realtà da questa sostanza. Perché lo sappiamo? Perché in funzione dei chilometri che ha percorso e dalle altezze della freatica noi sappiamo da dove è partita e soprattutto quanto tempo ci ha impiegato. Quindi possiamo affermare che è da 40 anni che esiste questo inquinamento. Peccato che non ci siano solo queste sostanze, ma poi arriviamo. Vedete, questa è la zona inquinata. Qui le falde sono inquinate, i fossi che percorrono questa zona il più delle volte sono inquinati. Ma cosa è successo? Drammaticamente cosa è successo? Ce ne siamo solo accorti nel 2013, Dovevamo accorgerci prima? Sì, ne abbiamo le prove. Vediamo un attimino se va avanti. Sì, è andato avanti, fermati. Vedete tutta questa zona invece? Questa è la zona inquinata reale, a falsi colori. Attenzione, questo è l'inquinamento della falda, vedete? Si vede un po' male ma cerco di usarlo con il laser. Quella che vedete è la zona rossa, qualcuno ha decretato che quella è la zona rossa, gli ha dato il rosso, perché i pozzi che erano, guardate qui, vedete nella zona pienamente inquinata, purtroppo da quei pozzi cosa è successo? Abbiamo portato l'inquinamento, e non va più avanti, su una zona molto più estesa, cioè su comuni che non erano interessati. Cioè è da anni che abbiamo avvelenato, abbiamo oltre i limiti dato alla gente, abbiamo spostato i FAS da una zona inquinata a una zona che non era inquinata, per cui la zona è diventata gigantesca. Questi comuni qui non erano interessati all'inquinamento, cioè se loro prendevano l'acqua del pozzo non avevano i FAS. Ma purtroppo, siccome i pozzi acquedottistici erano qui, abbiamo prelevato l'inquinante e l'abbiamo distribuito per le vene, diciamo, arteriose e non dell'acquedotto, l'abbiamo distribuito a una massa enorme di persone. Purtroppo c'è da dire anche che chi ha fatto i monitoraggi, per esempio, degli allevamenti e delle coltivazioni, mi dispiace dirlo, non credo siano stupidi, credo sia stata una scelta, mi dispiace dirlo, ma non l'hanno fatto nella zona più inquinata, l'hanno fatto nella zona rossa, come se gli allevamenti e l'agricoltura prendesse l'acqua dall'acquedotto. Ma quando mai prende l'acqua dall'acquedotto? Le quantità enormi di acqua impedirebbero di avere il consenso di utilizzarla, ci vorrebbero condutture gigantesche. Per cui noi abbiamo una media, attenzione alla media, una media di FAS su alcuni, diciamo, alimenti e prodotti di allevamento medio-bassa, o in alcuni casi ci sono delle punte, ma stiamo parlando di media di una zona che non c'entra niente con la zona inquinata, mentre qui non hanno fatto nessuna analisi. Però attenzione anche al concetto di media. Se questa mezza sala mangia 2 polli e questa sala non mangia nessun pollo, tutti mangiano un pollo di media. Peccato che questi muoiono di fame però. Attenzione ai concetti di media, che li vedo distribuiti come a mani piene. Ecco, qui siamo di nuovo ecco, purtroppo i FAS, se noi avessimo un bicchiere di FAS e ci fosse il teschietto che appare, le particelle, fosse opaco e puzzasse, magari uno avrebbe dato l'allarme prima. Cosa c'è in quest'acqua? Invece no, non puoi distinguere, come il cromo esavalente e altre sostanze che abbiamo seguito, non puoi distinguerne la concentrazione e tantomeno l'inquinante. Non abbiamo i sensi per affrontare alcune molecole che ci siamo inventati noi, diciamo, da pochi anni. Non abbiamo sistemi nervosi, olfattivi e altri sensi che ci possono dire che l'acqua è inquinata. I FAS purtroppo anche a concentrazioni elevatissime, mortali, tu non li puoi distinguere. Questo per dirvi l'impatto. Cosa è successo? È successo che nell'Alta Pianura Padana
da quando esiste questa azienda, purtroppo gli sversamenti non sono mancati verso la falda. Qui siamo nell'alta pianura padana, io ho seguito solo case dell'alta pianura padana. Una volta che l'acqua scende va in discesa, da questa lo sa anche mio nonno, a parte qualche geologo pagato per dimostrare anche il contrario, ne vediamo tutti i colori. Purtroppo è inquinato sia attraverso la falda, quindi sfondando, aprendosi, sia attraverso il Poscola, che sono torrenti, perché si scaricava anche un torrente. Ma un torrente in alta pianura padana vuol dire mandarlo sotto, perché lui si carica e disperde, ovviamente sempre meno man mano che scende. E così è successo. In realtà non è successo soltanto questo, adesso arriviamo. Ecco, vedete, qui è avvenuto l'inquinamento e c'è stata la discesa. E poi si è aperto in due tronconi, uno verso Vicenza, eccolo qua, e l'altro verso Rovigo, perché tocca già alcuni comuni della provincia di Rovigo, tanto per cambiare. Non con numeri esorbitanti, però. Ecco, vedete, noi siamo qui, Cittadella si trova più o meno a questa altezza. Bene, questi 20 km che si separano dalle montagne è l'alta pianura. Tutto quello che accade nell'alta pianura va a inquinare potenzialmente le falde. Più accade in alto, più l'inquinante riesce a scivolare nelle falde sempre più basse. Vi ho portato questo scheletro che è bellissimo, Trissino, dove c'è la Miteni, inquiniamo, eccolo qua. Lo sversamento è talmente alto che riusciamo a inquinare la prima, la seconda, la terza, forse anche la quarta falda, e l'Onigo e altri che si trovano più in basso prendono quest'acqua anche profonda e purtroppo si portano nelle vene l'inquinante. Purtroppo queste aziende non dovrebbero essere collocate, se dovesse succedere un incidente, nell'alta pianura padana, perché anche un incidente la pagheremmo cara, e così è successo. Questo non fa altro che dire quanti. Ne stiamo cercando 16 di molecole FAS. Dal 2013 abbiamo iniziato con 2 e adesso siamo a 16. Ma in realtà sapete quanti sono i FAS? Le molecole dei FAS oltrepassano i 4.000. Ne stiamo cercando 16. E quante sono normate? Sui terreni 1, sui cibi 2 e sulle acque 16. Perché alcuni li hanno presi generici 500 di limite. Quando io vedo i numeri pieni so già che non è una scelta, più che una scelta scientifica, forse è una scelta politica. Quando invece vedo 0,65, 0,13, ma ne parliamo, allora dico questa forse è qualcosa frutto di studi scientifici. Ma quando vedo numeri pieni mi preoccupa sempre un po'. Vi cerco di darvi delle pillole, degli spunti così poi per la discussione. Disastro FAS, la provincia di Vicenza ha nascosto inquinamento per 13 anni. Questa non è la mia dichiarazione, è il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il NOE, che lo dichiara con le carte alla mano. Che poi Miteni abbia nascosto, sì, che gli enti abbiano dormito anche, e che non avessimo strumenti e poi ne parliamo, limiti, oppure da vostri spunti rispondiamo. Questa è la Miteni, eccola qui, si trova a Trissino, Trissino si trova qui nella parte più alta. Miteni non sta per, è una sigla composta da 2 dite, non sta per Tony e Iglio, no, sta per Mitsubishi Eni, ok? Cioè non abbiamo a che fare con lo stupido di turno. Acquistata da Marzotto, famiglia di Vicenza, che era una delle 6 famiglie più ricche d'Italia, mi sembra, poi conosce molto bene sociopoliticamente tutta la zona, e l'ha acquistata una multinazionale. Poi vediamo perché e per cosa. Quindi non stiamo parlando di persone di poco conto. La Miteni probabilmente non ha inquinato solo attraverso i fossi, attraverso la falda, attraverso i rifiuti, perché signori miei, fino al 2013 qualcuno i limiti non li aveva messi. In realtà non è proprio vero così, ma diciamo che nessuno li cercava, o meglio, gli enti cercavano quella molecola un po' come se io prendessi la retina delle farfalle e andassi a battere. Non c'è niente qua, e credo che non c'è niente. Sbagli metodo, sbagli misura, cerchi solo il fluoro, eccetera, eccetera. La Miteni aveva anche l'autorizzazione di sversare 15 kg al giorno in aria all'ora. Stiamo parlando di chili. Come limiti abbiamo i nanogrammi, state attenti, nanogrammi, vi ho parlato di nanogrammi nel sangue, nanogrammi 2, erano nanogrammi, microgrammi, milligrammi, grammi, chili, 15 kg
ogni 60 minuti. L'indagine, infatti, anche i signori che sono qua presenti, dovrebbe essere, naturalmente l'area non segue la falda, non segue la falda, segue altre dinamiche. Ecco perché bisognerebbe andare anche a vedere a monte cosa c'è, vedere i cittadini che stanno lì intorno, anche se non hanno gli acquedotti inquinati, se hanno qualcosa. Non sono state fatte stime, per il momento non ci sono, infatti dottor Sato, dove parare il colpo. Questi sono tutti pozzi e carote che sono state fatte dentro la Miteni. Cioè sono stati fatti praticamente dei carotaggi. Qui hanno scoperto 300 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi sotterrati. Adesso 300 tonnellate. Volevamo le analisi, il DNA di quei rifiuti, perché il DNA dei rifiuti mi dice quando l'hai fatto e chi l'ha fatto. Sì, perché in funzione di quando l'hai fatto e di quando l'hai sotterrato, io capisco qual è il responsabile. E invece nel Mare Nostrum non si pesca bene, nel Torbio non si pesca bene, per cui non si cerca mai di delineare un po' questa cosa. Per esempio, se adesso trovo un inquinamento di GenX, che è una delle molecole, siccome da 2 anni solo che li ha presi in carico, 4, e non posso dire sono stati in Marzotto, no, i GenX sono 4 anni, li hai tu in carico, tu li stai disperdendo, tu li stavi disperdendo, perché gli altri non ce l'avevano, giusto? Ecco, tanto per delineare. Diciamo che è confuso per chi non sa, ma per chi sa la confusione va dipanata, tanto per usare. Quindi sono carote, buchi, pozzi e quant'altro che ci sono dentro la Miteni per capire, carotare, esattamente capire qual è il volume inquinato. Guardate questo, guardate il prezzo che ha acquistato la IGIC alla Miteni. €1. Cosa cacchio comprate con €1? L'ha comprata a €1. Perché l'ha comprata a €1? Perché noi si è accorto da un fax che ha recuperato a Milano che la Miteni gli diceva alla ditta che stava sistemando dal punto di vista ambientale analisi, controanalisi, pozzi e quant'altro. La domanda è chiara: quanto ci costa smontare tutto? 18 milioni di euro. Quanto ci costa bonificare tutto? Un altri 20 milioni di euro. Bene, dopo 2 anni, signori miei, questi vendono la ditta a €1 alla ICI. Paradiso fiscale, giusto? A Lussemburgo. Cadiamo sempre qui, in piedi, no? Sempre con le ginocchia, però ci facciamo male noi. Non chi purtroppo conosce i meandri delle norme che lo permettono, e qui facciamo un'accusa a chi non dovrebbe permetterlo, e non abbiamo che una testa di legno, magari un vecchio che viene messo lì come amministratore delegato, e gli altri che fanno affari su di lui. Cioè, voglio dire, abbiamo dei responsabili? Sapevano? Ci sono delle persone fisiche che hanno deciso questo piano, mica l'entità. Dietro ogni nome di un'azienda c'è qualcuno che firma in basso a destra. Io voglio quello, vorremmo quello o no? Perché sennò qui non hanno mica paura di niente. E dobbiamo fare norme perché questo non accada. E questo vabbè. A €1, signore, €1. La relazione del no è mica la mia. Questo è l'inquinamento molto stretto, vedete, la falda corre, è in altezza, vedete, queste sono le isofreatiche. Ecco, questo vuol dire che siamo a 108 metri sul livello del mare e questo siamo a 104. Signori, ci sono 4 metri quando è magra di differenza di altezza di falda dentro la Miteni. È ovvio che se io disperdo nella parte alta non può andare che in discesa. E vedete il cono molto stretto, 20 gradi. Non è che vada di qua, di là, forse Tizio, forse Caio. No. Sopra non c'è niente, faccio 50 metri ed è inquinatissimo. Non è che vada tanto lontano a cercarlo. Non c'è niente da scoprire. Questo è un chiaro caso come OV, Famot, PM Galvanica, successi qui sopra le nostre teste, dove il colpevole è stato identificato in modo inequivocabile. Questo purtroppo è l'inquinamento. Allora, perché accadono molte cose? Perché forse anche gli enti, invece di chiedere una fiduzione su quello che può succedere, non gliela chiede o è molto bassa. Io ho notato, per esempio, che ci sono state delle discariche che hanno inquinato tantissimo la nostra falda e poi vai a scoprire e dici: dovevano gestirla altri 10 anni, avevano fiduzioni pari a 800.000 euro, ma gli costava però 500.000 euro all'anno e hanno chiuso, hanno fallito. Ti prendi gli 800.000, ma poi devi spendere 500.000 all'anno. Ragazzi, io non so se è pensata, però voi capite, allora per anni ogni camion che è entrato
sono stati soldini nella società, poi chiudono la discarica, la devono gestire per 30 anni e questo è il patto, e invece no, si tira il botto e poi paghiamo tutti, e fossero solo in termini di soldi saremmo anche fortunati, ma non è sempre così, non è sempre così. Quindi, signori miei, lavori un certo, anche perché avere una fiduzione, l'assicuratore ti sta addosso alle caviglie. Il premio è altissimo se non sei una fabbrica molto sicura, se invece tu gli dai le garanzie che terrà, che non si rompe ed è così, ovvio che si abbassa anche il premio assicurativo per avere fiduzione. Voglio dire, è tutta una cosa positiva che può occorrere. E nel caso succeda qualcosa, almeno ci si rifà dell'assicurazione, cioè si rifà della fiduzione, invece non vengono neanche registrate. Per cui scopriamo che ci sono casi dove l'assicuratore arriva e dice: senti un po', stai perdendo in processo, rischio di tirarti fuori 20 milioni di euro, te ne do 500 e nascondi la polizza. Affare fatto. Per cui, perché l'altro che paga il premio lo perde ogni anno ovviamente, ma se a un certo punto l'assicuratore gli arriva lì e gli offre mezzo milione di euro, così non ne tira fuori 20 milioni, non c'è l'assicurazione. Ecco, pensiamoci, devono essere registrate e essere in mano a chi di dovere. Queste sono le isofreatiche di quando invece c'è molta, diciamo, grassa, cioè quando la falla è alta. Vedete, 108 e qualcosa qui, 105, 104, che addirittura ci sono quasi 5 metri di dislivello. Quindi la falla chiaramente va verso il basso e l'inquinante gli corre dietro. Vediamo su qualche altra diapositiva interessante. Leggiamo, e questa l'ho dovuta lasciare così. Allora, 2017, questo signore capotecnico da anni della Miteni cosa dice davanti alla commissione dei rifiuti illeciti ambientali? Cosa dice? In 4 righe mi dice tutto, grazie dottor Sarto, sciassami via, grazie. Allora, Davide Drusiano, conosci? Responsabile salute e sicurezza, sì, perché sono poi i responsabili di tutto, sanno tutto, non c'è niente da dire. Per quanto riguarda le 2 barriere idrauliche, 2 barriere idrauliche, ne avevano 2 ne avevano, che una barriera, un po' 2 barriere idrauliche. La maggior parte dei contaminanti, attenzione, viene rimossa dalla barriera idraulica nord, quella alta, quindi gli inquinanti sono ancora più a nord di quella barriera, ok? In particolare questo vale per i composti per fluoro, prima famiglia, che è quella che noi stiamo cercando, per i derivati dei benzo, seconda famiglia chimica, e per i composti colorati, terza famiglia. Poi dice, guardate che lo dice proprio in 5 righe questi, Per quanto riguarda invece i composti appartenenti alla famiglia degli ammino-benzo, quarta famiglia, e dei nitro, quinta famiglia chimica, la maggior parte del contaminante viene rimossa a barriere idrauliche sud. Però nel 2017 erano già belli organizzati, sapevano anche quanti inquinanti. E signori, se i FAS non erano tabulati, queste sostanze erano già tabulate, non le avevamo trovate a valle, solo loro sapevano di averli. È un'azienda che è lì dagli anni 60 o 70. Naturalmente il signor Davide Drusiano, mi schiaccia il bottone, grazie, fa parte dei 13 indagati. Fa parte dei 13 indagati, intanto è passato qualche anno, purtroppo. Vi ho detto che la prescrizione è sempre dietro all'angolo, perché poi la prescrizione vuol dire anche il secondo grado, devi chiudere. E, tra virgolette, lui fa parte di questo grande disastro. Grande disastro, grazie, grande disastro. Ecco, vi ricordo una cosa, ci hanno dato adesso un limite 30 per i FOS, 30 nanogrammi per litro, ogni litro d'acqua può avere massimo 30 nanogrammi di FOS. Vi ricordo che nel cibo quel 30 nanogrammi, poi le parole al sarto, diventano migliaia e non ci sono problemi. Cioè, fatemi capire, mettete 30 nanogrammi sull'acqua, però poi posso essere migliaia sul chilo di verdure, carne e quant'altro. È inutile che io protegga l'acqua, non mi protegga anche dagli alimenti. Beh, questo è il problema, che l'acqua ha dei limiti, anche bassi, ma guardate che siamo partiti da migliaia, Nei giro di 3 anni, a forza di mazzate e testi scientifici, siamo riusciti a fargliela abbassare. Se fosse scientifico non avrebbero abbassato, ma allora vuol dire che è un limite politico, anche perché abbiamo utilizzato limiti di altre nazioni. Mentre sui cibi non ci sono limiti
delle altre molecole non ci sono solo per i FOS e per i FAS, per i FOA. Attenzione, altro passaggio, allora la possiamo bere a 30, ma tra 5 anni le acque interne superficiali non devono avere più di 0,65 nanogrammi litro di FOS. Ripeto, ce la fanno bere a 30, ma fra qualche anno l'Europa ci impone che tutte le acque abbiano 0,65 e quelle marine 0,13 nanogrammi. C'è qualcosa che non va? Io credo di sì. In teoria non dovremo più trovare acqua inquinata oltre lo 0,65, perché l'acqua dell'acquedotto non è che acqua di falda, è l'acqua che anche del pozzo del vicino. Alle volte ci sono dei pozzi qui che sono più profondi delle acque degli acquedotti, perché abbiamo fatto un monitoraggio su questo. Ha girato, ecco, un'altra cavolata infinita, altri numeri pieni, guardate qui. Allora, la regione insieme all'Istituto Superiore di Sanità corre ai ripari e mette un limite sui terreni, state attenti. Cioè dice, troviamo i siti inquinati e ovviamente facciamo bonificare, se no inquiniamo l'acqua. Bene, cosa fa? Mette un limite solo per i FOA, perché altri limiti io non li ho visti, solo per i FOA di 5 milioni di nanogrammi chilo. Scusate un attimo, il limite del FOA sull'acqua è 500 e tu mi dici che un chilo di terreno che può essere lì a contatto con la falda o la falda va su e lo tocca può essere a 5 milioni di nanogrammi e non è terreno inquinato? Ma stiamo scherzando? Milli! Dovete aggiungere 3 zeri per i micro e in altri 3 zeri per i nano, ok? Cioè robe fuori di testa. Se vogliamo fargli un regalo e dire che la mitene non è inquinata, possiamo anche alzare un numero, tanto sei già sulla strada. Cioè abbiamo, poi attenzione, come ha detto Tossato, non è un problema che riguarda solo la mitene, perché intanto la miteni e chi ha usato quelle molecole ha distribuito su tutte le discariche anche del Veneto i suoi rifiuti. A parte che i rifiuti della miteni li hanno trovati anche dentro la Jolly Rosso, la nave arenata, vi ricordate qualche anno fa con i rifiuti tossici dentro? Dentro c'erano le peci clorurate, giusto? Se poi la domanda, tanto per cambiare. Quindi sono accorti che ci sono siti inquinati a spasso per il Veneto che stanno disperdendo, perché non li cerchiamo in microgrammi, li cerchiamo in nanogrammi. Guardate cosa diceva l'Europa nel 99, guardate un po' cosa diceva nel 99 l'Europa. Lancia il progetto che viene recepito dal Ministero della Salute. 99 dice, signori miei, cercate i FAS. 99 e siamo arrivati nel 2013. Non si sapeva, non si poteva, non si capiva. Bugia. Nel 2006, quindi anche comunque prima del 2013, ci mettiamo, arriva il RICE, qualcosa fa. E i FAS vengono, i FOS in particolare, viene catalogato sospetto di causare il cancro, può nuocere alla fertilità del feto, può essere nocivo per i lattanti allattati al seno, nocivo se inalato, nocivo se ingerito. Ma ancora non si cerca. 2006, si poteva? Si poteva. Signor, cosa? 2 colpi, aspetta, fermo tutto. Allora, cosa è successo? Resoconto etnografico, anche lo SPISA sapeva dal 2000 in poi, quello lo lascio a lui come spunto. Un suo collega, non come testa per fortuna, devo difenderlo, non perché insultarlo, il professor Costa, che non c'è neanche il ministro, è da anni che fa analisi al sangue e alle urine degli operai, li cerca i nanogrammi, è l'ente che non sa cercare i nanogrammi, ma loro i nanogrammi li sanno cercare nel sangue e alle urine degli operai, ed è da anni che gira il mondo a fare convegni per dire operai con 91.000, voi ne avete 2, voi siete a 2.000, 4.000, loro sono anche a 91 milioni, 120 milioni per litro di operai. Hanno a parte un po' di colesterolo, un po' di trigliceridi, tutto sommato, quindi perché mettere un limite a una sostanza che non fa nulla, tutto sommato? Sì, gli operai sono più esposti. Ed è così che si crea una strage, un disgraziato conflitto di interesse. Il professorone pagato dall'azienda XYZ, abbiamo anche gli interventi dove le sedi europee, dove è andato? È andato a dire che non c'erano problemi.
Peccato che non li seguisse a casa se dopo andati in pensione morivano, se questi non avevano figli e quant'altro elencherà il dottor Sarto, non gli voglio rubare il lavoro. E qui ci sono un po' di malattie che il dottor Sarto poi non voglio tirare dritto per cercare di andare su. Regione Veneto, lo dice la Regione Veneto. Signori, considerate i 91 documenti interessati per il loro lavoro, è rilevato modesto, è rilevato modesto ma significativo, modesto ma significativo. Che bel modo di esprimere. C'è su prevalenza di alcune condizioni malattie, ipertensione, più 22, e più 20 le donne, diabete, melliti. Qui cominciamo delle donne, cardiopatie ischemiche, poi cominciamo ad andare sul pesante, ma adesso andiamo sui dati che la Regione Veneto ammette di avere. Vista l'analisi EPI, esplorativa del servizio, ok, rispetto ad alcune patologie, siccome lo devo leggere perché sono delicate e verrei attaccato, lo riconosco. Parzialmente tracciabili attraverso i flussi dati, bla 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 bla, si è rilevato nei 21 comuni interessati un moderato, anche qui, ma significativo, eccesso di mortalità. Moderato, ma significativo, eccesso di mortalità. Per cardiopatie ischemiche si muore più 21% gli uomini, più 11% le donne, ma aspettate perché adesso le donne si rifanno, tranquilli. Per malattie cerebrovascolari degli uomini, più 19%, per diabete mellito delle donne, più 20%, Alzheimer, demenza nelle donne. Questi sono numeri di malattie terminali, poi ci sono anche il resto. Questa non la commento perché stranamente ce l'ha lui. Aspetta. Sì, adesso concludo. Ma perché sono rimasto questo? Fermi tutti. Volevo mostrarvi una diapositiva perché il dottor Sarto so che poi gli creiamo. Torni indietro. Fermo lì. Poi se la commenta lui. Non ci sono studi e quindi non metto i limiti. Scusate un attimo, principio di precauzione. Non ci sono studi, non mi metti in circolo la materia, la molecola. Scusate, il ragionamento sta a piedi così. Non hai la certezza che non faccia male o faccia male, tu non la metti in circolo. Questa storia, dimostrami che fa male, allora la ritiro dal mercato. No, no, ma non funziona così. Non funziona così. Per cui Perez, questo matto spagnolo, prende un po' di cadaveri, li sparta, e cosa fa? Non cerca le molecole lunghe, eccole qua, le 8 atomi, eccole qua, FOA, FOS e FOA. No, cerca quelle corte e si accorge che nel cervello, nei polmoni, quelle nuove, quelli di adesso, si accumulano in modo pesante. Noi non sappiamo nemmeno dove potrebbero e cosa potrebbero ancora farci. Pur avendo anche questi studi, non si sono ancora permessi di mettere i limiti sul cibo. Non so. Noi li abbiamo mandati anche in Europa stavolta, però sembra che siano sordi. Soldini, siamo a quasi 1 miliardo di euro pagato da tutti. La Miteni non ha tirato fuori 1 miliardo di euro, siamo a quasi 1 miliardo di euro. Questi sono alcuni soldi già stanziati, pagati. Giustamente il dottor Sarto dice non è solo un problema medico. È vero, non è solo un problema medico. Vi lascio con un filmato, lo mettiamo da 1 anno e io sarei contento che voi ascoltasse e vedeste queste immagini che sono, speriamo funzioni. Salve. Sapete perché vi ho convocato oggi qui? Per un compito molto importante, per immaginare e sognare una città. Bello! Ora distribuirò per ognuno di voi dei disegni di una città che dovete colorare. Quale città? Lo scoprirete tra un attimo. Ora potete girarli. Castello Scorsese. Voi cosa avete? Una villa neri? Guarda, io ho il Duomo, la mia città è Milano. Ora distribuirò i colori, prendetene uno a testa, gli altri lasciateli nel contenitore. Dell'arancione acceso. Date sfogo alla vostra fantasia. Ok, possiamo iniziare. Sapete perché siamo qui oggi? Siamo qui per colorare! Io sono capace di non uscire dagli spazi. Anch'io! Inizi te! Per te. 1,
secondo voi? Bravi, esatto! Coloriamo tutto. Tutto quello che vuoi. Prendine uno. Però mi serve l'azzurro, ma c'è. Hai solo questo. Sono rimasti solo questi. Abbiamo solo questi colori. Solo questi. Avete finito di colorare, bimbi? Sì! Guarda, le mie mani sono nere. Adesso vi porto in un posto, va bene? Ora possiamo vedere i disegni dei vostri genitori. 1, 2, 3. Sono belli. Il mio preferito è quello. Ma che colori stupendi. Bimbi, mostrate ora i disegni dei vostri genitori. Via! Per essere disegni di bambini però sono un po' scuri, All'inizio, nel vedere i loro disegni, mi sono quasi spaventata. Perché quella strada così nera? Ho chiesto il verde e il rosso, ma non ce li hanno dati. Mai avrei pensato potessero dei bambini utilizzare dei colori così spenti. Ma il giallo, il verde, il rosso, il grigio. Ma non c'è un colore brutto. Perché non ci hanno dato anche quelli dei genitori? non gli hai dato i colori chiari. Sono i colori che gli avete lasciato. Stiamo sfruttando le risorse che dovrebbero sfruttare i nostri figli, le stiamo sfruttando già noi. Ci siamo presi veramente tutto. Dobbiamo fare per forza qualcosa. Stiamo rubando il futuro ai nostri figli. Verde, almeno un po' più verde. Bene, adesso due parole sugli aspetti sanitari. Io, per chi non mi conosce, sono un medico del lavoro, ho fatto 20 anni all'università, dove si preparano gli specializzati in medicina del lavoro, e il resto dell'attività ero direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ospedale di Padova. E allora, questa diapositiva l'avete già vista, c'è l'uomo costruisce in laboratorio una molecola dalle proprietà strepitose che non esiste in natura. E c'è questo legame, qui ci sono dei carboni, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomi di carbonio legati al fluoro. Questo legame fluoro-carbonio è il più forte che esista nella chimica, e quindi gli organismi biologici inferiori, superiori non hanno imparato a scindere questo legame. Nessuno, né uomo, né animali, né batteri sa detossificare questo tipo di sostanza, cioè aggredirla, ridurla in molecole più semplici che possono essere eliminate. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che questa struttura ha delle analogie, assomiglia agli acidi grassi. Non sappiamo bene i meccanismi di perché queste sostanze provochino tutte le malattie che adesso vedremo, ma forse uno dei punti di ricerca è proprio questo, questa analogia tra gli acidi grassi e questi pezzi di plastica. Abbiamo detto che queste sostanze servono a fabbricare delle sostanze strepitose che si chiamano Teflon, Dacron e così via.
assorbiamo attraverso le 3 vie classiche: per ingestione, per inalazione, quindi quando sono nelle aziende gli operai ingerivano quasi nulla e inalavano questo tipo di sostanza, ma anche c'è un assorbimento cutaneo. Quando entra una sostanza estranea nell'organismo, cosa va? Va intanto nel fegato. Il fegato cerca di spaccare la sostanza, di renderla più semplice. Il fegato ci prova, ma non ce la fa. E evidentemente però in questo tentativo ha dei danni, perché uno degli effetti è proprio dei segni di necrosi epatocellulare, cioè le cellule del fegato, molte cellule vanno morte, quindi noi troviamo degli enzimi nel sangue. Allora le mandiamo questa sostanza ai reni. Il rene comincia a lavorare per eliminare questa sostanza, viene filtrata nella prima parte del rene, nel glomerulo, arriva nei tuboli che prima di produrre appunto l'urina, nel tubolo prossimale e poi arriva nel tubolo distale. Nel tubolo distale avviene un fenomeno che è stranissimo, avviene per pochissime sostanze. Il tubolo distale comincia a riassorbire, cioè questa sostanza che stava per essere eliminata, quindi con l'urina, dovevamo ritrovarla nell'urina, per qualche motivo che non conosciamo l'organismo dice ma questa sostanza forse serve e allora me la riprendo perché eliminarla, e quindi riprende e riassorbe tutto quello che il rene aveva cercato di eliminare, e quindi questa sostanza praticamente non ha eliminazione e quindi continua ad assorbire, non viene eliminata. Quindi cosa succede? Si accumula nel tempo, si accumula, cioè aumenta la sua concentrazione. Un altro fenomeno strano che ci rende difficile studiare gli effetti di queste sostanze è che di solito c'è una nuova sostanza chimica e la sperimenta nell'animale. C'è sempre l'animale, trovo l'animale, se non è il topo è il cane, la scimmia, eccetera, che mi riproduce delle malattie che avverranno. Ma qui nell'animale abbiamo un metabolismo completamente diverso, perché il rene degli animali, da esperimento, non hanno questa raffinatezza che ha l'uomo di riassorbirla. Il rene degli animali riesce ad eliminare. Quindi nel topo in alcuni giorni viene eliminata completamente la sostanza, negli animali, nel cane, nel gatto viene eliminata in alcune settimane, nella scimmia viene eliminata in qualche mese, ma viene eliminata. E quindi, data questa eliminazione, nell'uomo ho qualcosa di completamente diverso. E quindi io per studiare questa sostanza devo aspettare la sperimentazione nell'uomo. Devo somministrare all'uomo, faccio gli esperimenti, uso come cavie le persone esposte, i lavoratori, eccetera, e poi fra, che ne so, 20, 30, 50 anni vado a vedere di che cosa moriranno. Questo è il meccanismo, ma in realtà molte cose le sappiamo già. E abbiamo detto, vi è stato detto che nel 2013, ma prima di arrivare all'Italia parliamo un po' di cosa succede in America. Perché l'America? Perché in America ci sono le due ditte che hanno inventato, che hanno il brevetto, che utilizzano e esportano in tutto il mondo queste sostanze. Oggi è diffuso in tutto il mondo, ma in questi anni, 1947,
Questa ditta, la 3M, inventa il TOFOA, che è il primo mattone per costruire queste molecole, no? E per fare il Teflon, e lo vende alla DuPont, che lavora con queste sostanze. Queste non si sa nulla se queste sostanze fanno male o non fanno male, si sa solo che si vendono bene, che si fa tanti soldi con queste sostanze, che hanno un sacco di usi che sono sempre più richieste. Queste mega ditte, sono ditte chimiche veramente grosse, hanno dei loro laboratori di ricerca e hanno il dovere di sperimentare. Già nel 61 la DuPont scopre danni al fegato negli animali da esperimento, nonostante che gli animali da esperimento non accumulano ma eliminano più rapidamente queste sostanze. Nel 1981 la 3M scopre malformazioni alla nascita nei ratti e importanti malformazioni nei figli delle proprie lavoratrici. C'era un repartino con 7 lavoratrici, 4 hanno figli malformati. E negli anni successivi in America c'è uno inquinamento che è molto simile a quello che sta avvenendo oggi da noi. Quindi quello che oggi avviene da noi è avvenuto in America appunto negli anni 80 e negli anni 90. Solo che le dimensioni, la popolazione coinvolta, l'area interessata è molto ma molto più piccola rispetto a quello che viviamo noi in Italia. Tanto che noi in Italia possiamo dire senza tema di smentita, cioè, non abbiamo fatto le ricerche perché non sappiamo in Cina esattamente, non sappiamo in Russia esattamente, però per quello che sappiamo possiamo dire che è il più grande e grave inquinamento che sia mai avvenuto al mondo. In Mongolia c'è stato qualcosa, ma non di queste dimensioni. No, nel 1999, sapete come funziona in America? Tu mi hai fatto un danno e io mi rivolgo a te ditta per risarcire questo danno. Cioè, in America si cominciano a vedere degli effetti, figli malformati, si cominciano a vedere prevalenze strane di malattie cerebrovascolari, di ictus, cioè la gente si accorge che ci sono dei problemi e siccome i problemi succedono soprattutto alle persone che vivono intorno a queste due grosse fabbriche, e allora iniziano studi e comincia una class action. Già nel 2000, appena a pochi mesi dalla class action, la 3M dice basta, io dismetto la produzione di queste sostanze e produce solo molecole più piccoline, non con gli 8 atomi di carbonio, quella lunga che abbiamo visto, ma con più corte, e queste hanno vantaggio, dice la 3M, che vengono eliminate più rapidamente, non hanno i tempi di eliminazione, cioè una persona adesso del Vicentino ci metterà 40 anni a eliminare quella che ha oggi, non lo elimina perché magari continua ad assumere, oggi non è cessato l'inquinamento, perché magari lo assume ancora con gli alimenti, o perché magari c'è ancora l'acqua di pozzo, o perché appunto mangia delle cose che produce lui o che compra anche dai produttori fidati, che riteneva fidati, che ancora innaffiano con acqua di pozzo. Ma comunque mediamente, se non assumesse più, c'è una eliminazione. Questa class action, loro sono cause civili, vedete già
2004 la DuPont viene condannata. La 3M dismette queste molecole lunghe, invece la 3M la dismette, invece la DuPont continua ad usarle e ad utilizzarle. Con una frase che è molto bella, perché abbiamo visto qualche giorno fa un film americano che vi consiglio di vedere, The Devil We Know, che è un modo di dire appunto americano per dire continuiamo con questo devil, con questo diavolo, con questo problema che abbiamo perché lo conosciamo, invece di eliminarlo e di usare delle nuove molecole forse che producono meno danno, ma non lo sappiamo, quindi continuiamo con questa cosa che sappiamo che ci fa male, molto male, ma almeno la stiamo conoscendo da 30-40 anni. La DuPont viene condannata, allora intanto gli danno una multa, 70 milioni di euro, di dollari. Ma il bello è che i soldi, alcune cifre le ha detto Francesco, della bonifica che oggi sta sostenendo la collettività, noi i Pantalone, siamo noi che paghiamo la bonifica della Miteni in questo momento, noi attraverso la regione, noi attraverso lo Stato. Il giudice dice: sei tu che devi bonificare, e devi bonificare per sempre, non fai una bonifica, metti una barriera di acqua, fai la bonifica per sempre, fino a che ci dimostrerai che il problema sarà risolto. Istituisce un gruppo tecnico-scientifico, il cosiddetto gruppo C8 da queste molecole, con questi 8 atomi di carbonio. Questo gruppo lavora ancora, si trovano ancora oggi e continueranno per quanto? Continueranno per sempre a studiare. È un gruppo con scienziati scelti dall'azienda, è una contraddizione, cioè scelti dall'azienda, pagati dall'azienda, che però hanno il compito di essere sempre, tenere il polso, essere sempre aggiornati su tutto quello che viene scoperto su queste molecole. Il nostro famoso medico di azienda, medico di fabbrica della Miteni, il professor Costa, è stato chiamato subito a far parte di questo gruppo C8, e ancora oggi lui va alle riunioni del gruppo C8. La sorveglianza sanitaria che sta facendo la Regione Veneto, partita in ritardo, l'anno sappiamo bene i risultati, tutto quello che volete, la deve fare la DuPont. Tu continuerai a fare la sorveglianza, cioè prendere tutta la popolazione, a visitarla, a misurargli le concentrazioni di questa sostanza, per quanto? Per sempre. Per sempre. Lì in America non è che c'è la disponibilità che abbiamo noi in Italia, che hanno aperto parte la sorveglianza sanitaria e c'era la gente fuori delle ULS a fare la coda, faccio anch'io, anzi esattamente il contrario, gliela fanno solo a quelli della zona rossa, tutti gli altri volevano farla. Cioè in America per fargli la sorveglianza sanitaria gli danno 500 euro a persona. Non c'è quella sensibilità che abbiamo noi, chiamiamo così tra virgolette, sono abituati così. Noi sappiamo che addirittura farsi deve la DuPont, condannata sempre da questo giudice, a farsi carico di tutte le spese sanitarie che dovrà sopportare la gente. Aborti, malformazioni, ictus, tumori, pagherai le spese di queste persone per sempre. La DuPont recentemente ha offerto una cifra quasi 700 milioni di dollari a questo avvocato che rappresenta queste persone per chiudere ormai
sono decine d'anni che lo facciamo, possiamo andare a chiusura. Non credo abbiano accettato, no? Non lo so, stanno accettando, succede qualcosa. Insomma, 700 milioni una cifretta. L'EPA è l'ente per la prevenzione dell'ambiente degli Stati Uniti, l'ARPA. Quindi pensate, trasportiamolo qua, l'ARPA dà un'ammenda di 16,5 milioni alla Miteni, mi verrebbe dire alla DuPont, perché? Semplicemente perché queste cose che loro sapevano non le hanno rese pubbliche. Tu hai nascosto i dati. Anche l'ARPA potrebbe farlo. Anche l'ARPA potrebbe farlo, ma figurarsi se si arrischiano di dare una multa ad un'azienda avendo loro paura a loro volta di essere appunto citati da questa azienda. Dobbiamo andare più veloci. E comunque questo studio della DuPont, fatto dalla DuPont, mette in evidenza un aumento di cancro del testicolo e del rene nelle persone esposte. Una rettocolite ulcerativa, che non è la rettocolite ulcerosa, quella che conosciamo, è un altro tipo di rettocolite simile a quella. Preeclampsia, cosa vuol dire? È la gravidanza complicata, no? Da ipertensione, diabete, ecco, queste cose qui. E aumento del colesterolo e malattie della tiroide, pur essendo appunto uno studio di parte, mette in evidenza questo. Quello che oggi sappiamo, per farlo breve, appunto nel 2019, ma che cosa fanno queste sostanze? Il colesterolo, questo è il dato più certo che esiste. Avere il colesterolo elevato, noi sappiamo che provoca una serie di malattie, l'arteriosclerosi, malattie cardiovascolari, conseguenti infarti, ictus e ITIA, cioè ischemie transitorie cerebrali, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che si ha con il colesterolo alto. Il metabolismo dei grassi del colesterolo trigliceridi sappiamo che è molto legato al metabolismo degli zuccheri e quindi abbiamo il diabete di tipo secondo, colite ulcerosa, alterazioni della tiroide di vario tipo e natura, però soprattutto l'ipotiroidismo, ma anche l'ipertiroidismo. Il fegato ha dei danni con questa evidenza di aumento delle transaminasi. Le transaminasi sono degli enzimi intracellulari dentro gli epatociti, noi li troviamo nel sangue quando l'epatocita muore, quindi è un segno di necrosi cellulare. Una ridotta risposta immunitaria. La ridotta risposta immunitaria, banalmente possiamo dire, ha le difese immunitarie basse. È clamoroso per esempio come riescono a vederlo nei vaccinati. Le persone vaccinate, ecco, i bambini quindi vaccinati, non rispondono con gli anticorpi come i bambini che non hanno il faccia nel sangue, rispondono immensamente meno. E poi ci sono questi problemi che si chiamano appunto preeclampsia, cioè la gestosi gravidica, con parti prematuri, basso peso alla nascita, ridotta circonferenza del cranio, disturbi neurocomportamentali. Attenzione, questi studi, neurocomportamentali, no, delle cose che sono molto di moda, iperattività nei bambini, eccetera, sono degli studi scandinavi, ma sono degli studi con valori 10-100 volte inferiori rispetto a quello che abbiamo noi qua. Questa è la letteratura mondiale. E riduzione della fertilità maschile e femminile.
i giovani maschi hanno una riduzione della lunghezza del pene, minore volume dei testicoli, conseguentemente anche ipotespermia, alterazioni dello sperma, quindi hanno una scarsa fecondità. Altri aspetti, questa distanza ano-genitale, che è un segno di immaturità sessuale. Le giovani femmine hanno anche loro tutta una serie di alterazioni, eccetera. Solamente su questo punto troviamo degli studi italiani dell'Università di Padova, il professor Foresti, che è un andrologo, che tutta la sua vita ha studiato e studia appunto la fertilità, soprattutto maschile ma anche femminile, ha prodotto, poi ne parleremo, degli studi anche riferiti a queste sostanze. Guardate, è una cosa certa ormai da alcuni decenni, che come è certo che sono in aumento le malattie allergiche, così è certo che i maschi oggi, diciamolo come una battuta, non sono più i maschi di una volta, cioè nel senso che c'è una ridotta fertilità, gli organi genitali meno sviluppati, quindi meno capacità a procreare e così via. Gli scienziati di tutto il mondo si sono sempre chiesti come mai c'è questa riduzione appunto di mascolinizzazione nei maschi, come mai alla pubertà non avviene appieno questo fenomeno. E poi più in là più ne metta, non abbiamo il tempo, cioè i maschi magari hanno un po' di mammelle, obesi, eccetera, cioè questi segni di immaturità sessuale. Oggi c'è una spiegazione, non è sicuramente l'unica. Oggi c'è una certezza che queste sostanze sono tra le imputate di questo. Noi abbiamo il più grande inquinamento del mondo. Tutto il mondo sta guardando a noi perché si aspettano, ma in Italia cosa producono? Dove sono gli studi scientifici dell'Italia? Quando il professor Costa, medico della Miteni, dice ma noi abbiamo dei valori, tutti gli altri scienziati del mondo dicono ma è 10 volte quello che ho nella mia fabbrica, è 100 volte quello che ho nella mia fabbrica, ma dove sono i dati? Dove sono i dati? Purtroppo bisogna dire che la comunità scientifica italiana non sta producendo nulla, a parte questi studi, 2 lavori del professore, 2 pubblicazioni di questo professore Foresti sulla fertilità. E quindi qui quando ce ne siamo accorti, come ce ne siamo accorti, no? Qua c'è questo medico, un medico dell'ULSS, un medico ornitologo, quindi non ha una specializzazione particolare, racconta che a luglio 2013 apre il giornale e è reso ufficiale per la prima volta, si dice, queste popolazioni stanno bevendo acqua con PFAS. Ha questa notizia e dice, io avevo l'impressione qua che questa gente non sta tanto bene dalle nostre parti, e comincia a guardare sulle fonti che è a disposizione di ognuno di noi, e lui guarda che cosa? I ticket sanitari dell'ULSS dove c'è la Miteni, e dice qua le esenzioni ticket sono nettamente superiori in questa ULSS rispetto a tutte le altre ULSS per malattie cardiovascolari. Stupidaggini, gli dicono gli altri colleghi, gli altri medici. Allora fa qualcosa di un po' più raffinato, guarda le cause di morte Istat, di libroni Istat, e vede che in quelle ULSS della zona rossa c'è un aumento di diabete, di infarto del miocardio, di ictus, di malattia di Alzheimer, cancro rene e mammella. Questo un medico senza nessuna, incaricato da nessuno, senza nessuna specializzazione per fare questo studio. Lui
dice mi pare che sia così, è così, viene ovviamente ridicolizzato e viene mandato in consiglio di disciplina nella sua ULSS. Perché? Per procurare l'arte. Tu ti inventi le cose, tu vai così, consiglio di disciplina, e di fatto oggi lavora come libero professionista perché è stato costretto a lasciare la sua dipendenza. Poi arrivano finalmente i dati ufficiali, il servizio epidemiologico regionale, che negli anni più recenti dice: ma mi sembrano esattamente le stesse cose che ha detto questo medico un po' di anni prima, semplicemente scartabellando le carte che c'erano da scartabellare. Poi c'è da citare uno studio sulla cause di morte della operai della Miteni, uno studio che è stato concluso recentissimamente. C'è uno spiccato aumento di mortalità per tutte le cause, aumento per diabete, mortalità per diabete, ipertensione, importante aumento per tumori epatici, cirrosi epatica, aumento del tumore del rene e della vescica. E nella popolazione esposta cosa c'è? Non lo sappiamo. E negli ex lavoratori miteni, cioè le malattie, non lo sappiamo ancora. Il sindacato il mese scorso è andato in regione a chiedere: ma ci fate la sorveglianza sanitaria? Perché sapete, gli operai miteni sono ex operai miteni. Miteni è chiusa, dichiarato fallimento, non vi ha risarcito nessuno, è scappata. L'unico dato che abbiamo è questo sulla fertilità. Ecco, io ho fatto la mia carrellata, quindi il problema di queste malattie è un problema molto subdolo, di difficile studio, però ha delle evidenze in tutto il mondo che sono delle evidenze che a me e a chiunque ormai sembrano chiare. Queste sostanze provocano tumori e provocano importanti malattie. Dobbiamo eliminarle. A questo punto sentiamo lì nel territorio cosa hanno fatto e cosa stanno facendo. L'autore del libro che adesso parlerà, cosa fa di mestiere? Lui è un regista culturale, cioè si occupa di libri, di manifestazioni, di spettacoli teatrali, eccetera, eccetera, vi dirà lui, si vorrà dire meglio. E io lo conosco soprattutto perché è un grande appassionato e amante del suo territorio e della natura. Lui è uno scalatore, le sue montagne, le montagne le conosce, no? Palmo a palmo, e ecco, ha uno smisurato amore per la natura. Oggi è, possiamo dire, il leader di movimenti no-FAS. Sapete che quasi in ogni paese inquinato c'è un comitato. Questi comitati sono poi anche coordinati tra di loro e hanno fatto tutta una serie e ottenuto tutta una serie di cose che ci verranno raccontate. Ho parlato degli effetti appunto sulla fertilità eccetera, capite perché è sorto il movimento Mamme No FAS, no, le mamme che difendono i propri figli, mamme No FAS che sono andate ovunque e dovunque, no? Hanno incontrato chiunque, non è che perché tu non vai ovunque e dovunque, vanno solo le mamme. Seconda domanda, ma non sono andate dal Papa? Le mamme hanno chiesto perché dicevo andare a parlare del Papa della lunghezza del pene magari non è perché è un Papa. Mi sentite? Sì. Beh, buonasera a tutti, io ringrazio il professor Sarto, Franco e Francesco per le loro reazioni. Io vivo proprio
l'epicentro, chiamiamolo così, di questo grave dramma, che è uno dei tanti che però è più esemplare, più subdolo, che un po' contraddistingue i Vallico tra la Valle di Chiampa e la Valle dell'Agno, che forse voi lo conoscete come uscito dall'autostrada, e siamo sulla bellissima montagna che prima citava Franco, naturalmente proprio camminando attraverso i territori che poi riesce anche a difendere, proprio ci manca questa conoscenza geografica delle nostre zone. Il distacco spesso che i politici hanno dai loro territori è una delle cause primarie dell'omicidio, proprio o del suicidio come abbiamo chiamato di queste terre. Proverò a raccontarvi alcuni passaggi un po' anche più popolari, come ci siamo mobilitati, perché se non fosse stato per la popolazione, questa roba qua sarebbe ancora in parte nascosta, perché pensate, l'allarme fu lanciato nel 2013, però fin quando noi non, l'allarme diciamo a livello scientifico, ufficiale, però fin quando noi non ci mobilitammo, non scendemmo proprio nelle piazze, tutto stava passando sempre con la loro parola d'ordine classica, che è temporeggiare, dire le cose per metà. C'è questa strategia proprio della mezza verità e della mezza balla, che spesso parlano per termini sommari, e quello come prima ha detto Francesco abbia parlato dei limiti di farsa, no? Con numeri tondi, 500 nanogrammi, prima erano migliaia, erano 2000, 3000, che piano siamo usciti, però sono sempre misure che alla fine sono date dall'uomo, sono amministrazioni più dell'inquinamento che soluzioni reali. Capita che ora vediamo proprio anche una carrellata di immagini, la fermiamo su questa, posso fermarlo con così, Francesco? Penso. Lascialo così. Okay. Questa è una data importantissima, vedete proprio sulla tavola di sinistra c'è per Giorgio Buscagina e Vincenzo Gordiano. Qui avviene un capovolgimento proprio anche di fatto di ciò che era capitato fino a poco prima. Siamo nel 2016, la prima conferenza proprio fatta pubblica, forte, con l'intervento di Super Partes, chiamavamo a quel tempo Greenpeace, dove c'è un coinvolgimento anche delle varie associazioni classiche dell'ambientalismo italiano. Avevamo bisogno di qualcuno che fosse super partes e che rompesse le dinamiche partitiche che occultavano tutto quanto, no? Perché nessuno nei paesi nostri aveva il coraggio di dire quello che stava per capitare, quello che stava anzi capitando e che era già capitato. In poche parole, nel 2013 noi siamo arrabbiati per questo anche, no? Quando uscì questa notizia che l'acqua era contaminata, la regione e i responsabili della tutela anche della salute dei sindaci stessi non avvisarono nessuno. Addirittura misero i filtri senza che noi lo sapessimo e si blocca ancora su quelle si resta pure su questa, però faccio la ripassaggio, no? Perché siamo nel 2013, nessuno ci dice niente, mettono i filtri. È il periodo anche dell'acqua, chiamiamolo l'acqua del sindaco, oppure le casette dell'acqua che vengono sparse in tutti i comuni, ed è il periodo che ti invitano ad andare a prendere questa acqua quando sanno che c'è una contaminazione in atto. La spacciano per l'acqua, l'olio minerale, ad esempio del Tignano, una cosa che proprio non sta in piedi. Io capisco, noi capiamo che di fronte ad un dramma del genere qualche sindaco che magari non c'entrava con tutte le dinamiche precedenti non avesse la soluzione, però dovevano perlomeno avvertirci e dirci: noi chiediamo anche i figli giovani, dovevano dirci: attenzione, c'è l'acqua contaminata, non sappiamo cosa fare, perlomeno bevete acqua in bottiglia. Invece loro non ci hanno detto niente, hanno messo i filtri di, chiamiamolo così, di prima portata, che era molto larga, nel 2013.
però noi abbiamo cominciato a ribellarci, faccio un salto molto in avanti, siamo già nel 2017 dopo questa conferenza, e poco prima del referendum sull'autonomia, un passaggio di questo politicamente interessante per far capire come la politica agisce, e promettono i filtri a fast zero proprio la settimana prima dell'elezione del referendum, proprio queste promesse politiche. In questa conferenza vedete che abbiamo ribaltato, dicevo, la situazione, perché sotto in prima fila ci sono i responsabili tutti della direzione della sanità e dell'ambiente del Veneto, e sopra ci sono invece gli attivisti, coloro che hanno sollevato il problema e che hanno invitato comunque anche le autorità ad essere presenti, proprio grazie, diciamo, all'intervento di altre autorità, che Greenpeace International, che aveva già fatto degli studi sul FAS, e che noi abbiamo portato sul tavolo della discussione, e per la prima volta grazie anche nel caso di Greenpeace, ci fu il primo passaggio sul TG1 nazionale della RAI del problema, proprio per questa conferenza. Per la prima volta, adesso vi do un'altra immagine molto forte dell'inquinamento, fu visto in televisione nazionale il tumore anica. Sapete che cos'è il tumore anica? Nessuno? A parte tu. Ecco, ora, qua prima avevo visto una ragazza che sta studiando è un crimine ambientale a cielo aperto che non esiste, penso, da nessuna parte in Europa, forse in qualche paese remoto dell'Asia. Adesso magari Francesco lo tira. Comunque il tumore anica non è nient'altro che una grande condotta che percorre il territorio dalle zone inquinate dove io vivo, dove la Valle del Capo, la Valle dell'Agno, raccoglie i reflui di 5 depuratori che non riescono più, diciamo, a smettere questi reflui, incanala per chilometri e chilometri e sfociano a Colonia Venta, paese famoso per la domanda. E cosa capita? Che subito dopo mi fa entrare nel frattaglione, questa è una foto che l'ho fatta da mio figlio con un drone, non so se si può dire, magari se riesci. Questa è l'uscita del questa è l'uscita del tubo. Un tubo avrà circa 1,5 metri, 2 di corre per chilometri e chilometri, arriva praticamente avete capito, da Arzignano, era qua vicino di Curatore, adesso non vi cito tutti, Arzignano, Montevello, Montorso, eccetera, e arriva fino a Colonia. Fa 10 metri e butta fuori liquame nero. Butta fuori di tutto, non ci sono solo PFAS, ci sono anche tutte le sostanze che prima citava Francesco, e poi cloruri, nitrati, che arrivano dalle valli della Corcia. E subito dopo 10 metri, con un canale che si chiama l'EP, che arriva dall'Adige, viene diluito. In Italia la diluizione è un crimine. Qui cosa hanno fatto dal punto di vista giuridico? È un atto degli inganni che spesso avvengono grazie all'utilizzo così furbo del linguaggio. Hanno cambiato termine, la diluizione è un crimine, e l'hanno chiamata vilificazione. Vuol dire rendere vivo qualcosa. Allora, se tu diluisci a monte, vicino, diciamo, al posto di dove esce il liquame, chiamiamolo, no? La memma, è una diluizione ed è un crimine. Se lo fai a valle dopo, non so, di chilometri, non è più una diluizione, ma gli cambiamo nome per non andare incontro a problemi penali, e passa tutto. Da lì il canale prosegue, si chiama Fratta Grozona, questa tratta di fiume, va verso la Campania, la Campania più bella, più ricca, più coltivata, una delle campagne sono più importanti del Veneto, il Basso Veronese, si conduce il dito. Dal Basso Veronese a un certo punto fa una grande curva e arriva poi anche verso il mare, verso l'Adriatico, andiamo dalle parti proprio di Chioma.
nessuno voleva fare qualcosa di deciso, ci siamo mobilitati su tutti i fronti. Abbiamo cercato di costruire un fronte più allargato, più articolato, siamo scesi nelle piazze con la prima marcia che abbiamo visto prima in bicicletta, e anche noi ora abbiamo giocato con il linguaggio, però in modo diciamo più corretto, anche più creativo. Dovevamo comunicare ai nostri figli come quello che stava per accadere, e anche a tutte le mamme del territorio, abbiamo messo le donne in prima linea, perché sapevamo che la forza delle donne poteva far cambiare le cose, perché probabilmente ha delle risorse che gli uomini, forse anche meno colpiti, perché il dramma delle madri della nostra parte è molto molto forte, non è solo questione dei feti che poi possono nascere magari prematuri, e ne nascono molte. Attenzione, un bambino che nasce prematuro, ma anche che nasce ignorato, che può avere conseguenze per tutte le vita, ma è un danno psicologico enorme che inizia fin dalle prime fasi anche della gravidanza. Adesso le madri che hanno avuto gli aborti, anch'io ho avuto una moglie che ha avuto due aborti, ce ne sono alcune che ne hanno avuto tantissime e alla fine hanno deciso di non procreare. Ora forse c'è una risposta, la risposta della ricerca del dottor Foresta, forse prima non siamo entrati nel particolare, però è giusto citare due sostanze, no? Il testosterone per i maschi e il progesterone per le femmine, no? Che sono proprio quelle molecole che danno il corretto funzionamento ai nostri organi. Ecco, queste sostanze sono speculari dal punto di vista geometrico, prima facciamo vedere, alla forma della molecola PFAS, vengono confuse. Al posto, quando il nostro organismo vede il FAS, crede che sia il progesterone o il testosterone, con tutte le conseguenze del caso. Prego. Come l'ormone non funziona come una chiave che mette in moto questa macchina. Allora, questa chiave tu riesci a inserirla nella serratura del testosterone, cioè il POFOA, in questo caso, vedete lì dalla figura, entra nella chiave nello stesso modo del testosterone, solo che dopo non fa funzionare la macchinetta, cioè la macchinetta che deve produrre, non so, far aumentare oppure far crescere i peli, eccetera, cioè questi aspetti qui, solo che occupa questo sito dove si legava l'ormone. Ecco, noi proprio siamo intervenuti anche nello specifico quando ci siamo accorti che ci stavano prendendo in giro con questa proprio procedura che io ho chiamato anche nel libro, infatti si intitola Storie e cronache esplosive di PFAS e spannoveneti. Ho coniato questo nuovo termine, no? I veneti, gli uomini coltivati a spanno, no? questo modo di fare le cose senza quasi, non dico la cognizione, ma con la volontà proprio quasi di dire ma sì, ma tanto diamo delle misure che possono essere valide come anche mezze balle, mezze verità. Pensate che il nostro governatore, qua di fronte a una delle nostre manifestazioni, di fronte al dramma del FAS, a un certo punto arrivò a dire, voleva darsi un nome di scienziato, e dunque utilizzò il suffisso graficamente, però dal suo subconscio venne fuori la parola spanno, e disse fissiamo i limiti spannograficamente. Fu riportato sul Corriere della Sera, sui giornali, e da lì io coniai la parola spannografico. Però prima Francesco vi ha mostrato i carotaggi, no? Che proprio questa indagine fatta sul territorio, sul perimetro, all'interno del perimetro della Mitene. Sempre il nostro governatore venne un giorno da noi, sempre
disse non preoccupatevi, faremo 7.000 carotaggi. Aspetta, 7.000. Abbiamo capito che parla Spagna, che forse doveva dire 700 forse era la cifra giusta, però poi non ne hanno fatti neppure 70, o perlomeno 70 i posti giusti dove dovevano essere fatti, no? Che sono proprio delle aree dove si deve stare. Però questa procedura spanografica c'è proprio la rovina. Ad un certo punto, parlando proprio di medici negazionisti, o utilizziamo un termine forse più corretto, collaborazionisti, no? Questo è il pilot anonimo, dice il nostro avvocato americano, citato prima da Francesco. Comunque dei nostri interventi più duri, vi spiego anche come abbiamo agito, fu quello di bloccare una cosiddetta lectio magistralis, dunque una conferenza di alto livello scientifico, fatto da un medico dell'Università di Milano, che doveva venire a raccontare a tutti i sindaci invitati del territorio, a tutti i vicentini del Veronese, presso la sede di Confindustria di Montecchio, a raccontare la non nocività, la bontà di questi molecole. No? E il professor Angelo Morello, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo esautorato, la parola corretta, no? Abbiamo fatto un'indagine sull'autorità e la competenza di questo medico, abbiamo visto che in realtà non aveva nessuna competenza nel merito di queste materie, aveva altre competenze e le trasferiva naturalmente per fare un piacere, era il soldo diciamo dell'azienda, fu addirittura il soldo dell'ILVA della scoperta. Dunque da lì l'abbiamo attaccato, abbiamo smontato la sua conferenza che saltò e non si presentò praticamente nessuno. Da lì capite che se passava questa con tutti i sindaci che dovevano andare, con l'avallo addirittura della Commissione Ambiente del paese, altra cosa vergognosa, passava un'onda di falsa scienza che avrebbe in qualche modo zittito l'opposizione che stava nascendo. Da lì poi noi abbiamo fatto di tutto e di più, cercando di portare proprio la scienza alla gente, al popolo. Abbiamo fatto moltissime conferenze, moltissime assemblee, moltissime riunioni. Abbiamo fatto qua ad esempio un blocco per il quale io sarò giudicato il 13 novembre del Tribunale di Vicenza, un blocco studente civile. Abbiamo fatto un sit-in bloccando per un paio d'ore, diciamo, un paio d'ore il cancello della Miteni. La Miteni è chiusa non come vedete scritto nei giornali per merito della regione, è chiusa per merito dei cittadini, di noi attivisti, che abbiamo fatto sempre in modo civilissimo e rigoroso, e l'abbiamo messa in ginocchio, come stiamo mettendo in ginocchio la regione per la missione alimentare. Qui io che faccio da garante, non violento, tra chi faceva il blocco fisico e la polizia che avrebbe potuto, diciamo, agire in modo violento, mi hanno incastrato, mi è arrivato un avviso di garanzia insieme ad altre persone per questa cosa su 29. A un certo punto io prendo il megafono in mano e dico: forse avete sbagliato l'indirizzo, mi devo la cedere, dico: dovreste non essere qui per tirare via gli attivisti giovani, che poi saranno coloro che diventeranno parte di Fridays for Future, questi giovani ragazzi, ma dovreste andare dentro l'azienda e probabilmente mettere agli arresti o perlomeno perseguire i dirigenti che hanno inquinato gran parte della regione. Dissi questo proprio al megafono, Apollo 5. E dunque proprio del rigore della scienza, anche della civiltà con i nostri corpi, abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo partecipato alle commissioni, ad esempio di Comafia, portando la nostra testimonianza, ci siamo relazionati con... poi il movimento è molto ampio, ci sono parti che dialogano magari con parti che altre non dialogherebbero, perché magari non hanno affinità, ma proprio mantenendo una molteplicità siamo riusciti a parlare un po' con tutti. Addirittura adesso le mamme andranno a parlare con il Papa, qualche funzione sicuramente mediatica avrà anche questo dialogo. Poi c'è da dire che Francesco, contrariamente magari da altri
da altri padri contemporanei della Chiesa, ha un'attenzione per l'ambiente che non c'era. Sempre per andare, proprio ad esempio, ve lo commento qualche foto, abbiamo fatto ad esempio di blitz davanti al Palazzo della Regione per chiedere una bonifica immediata, erano presenti tutti, c'era il Greenpeace, c'era l'Emergente, c'erano i centri sociali. Scusa, vedo io la foto. Però le vedete, forse. Se no non eccola qua, sì. Vedete qua arriviamo come, forse qualcuno di voi lo riconosce, questo qua è uno dei gommoni storici che Greenpeace utilizzò nelle sue azioni per i primi attacchi alle grandi navi marinai. Addirittura per dire una cosa che mise che fece tremare la regione nel 2018, se non sbaglio. Avete visto prima l'avvocato americano Pilot? Forse no, voi non lo conoscete, avete visto un signore distinto. Eccolo qua. Questo qua, pensate, prima il dottor Sarto, Franco l'ha citato, è stato il leader giuridico di questa causa civile che ha proprio messo in ginocchio il ponte. Le cifre sono da capogiro, è arrivato finora a tirar fuori il ponte. La prima tratta eravamo su 267 milioni mi sembra di euro, e poi vi dirò cosa sono stati questi 200 e passi, no, di dollari, scusate. La seconda è la trattativa per arrivare a chiudere, che è stata accettata, comunque sono 680 milioni di dollari, sono 1.003 milioni o 1.600 mi sembra. Però qui noi lo portiamo come testimone americano, proprio il titolo della conferenza, La forza del diritto. Comunque crediamo nel diritto, abbiamo spiegato anche che cos'è il diritto non è una norma, è lo spazio, diciamo, che conquistano chi ha un po' di forza, come abbiamo noi attivisti, voi che siete pensati per difendere qualcuno che ha meno forza, quello diritto, no? Poi diventerà norma, diventerà qualcos'altro, però è la forza che tu riesci a creare attorno, diciamo, a quel punto più politiche. Il diritto serve a questo. La giurisprudenza italiana, i nostri giudici, i nostri procuratori, i nostri avvocati, quando videro Pilot in Italia, cominciarono a tremare, perché sapeva che cosa aveva fatto in America. Lo portammo a testimoniare, addirittura la procura di Vicenza lo volle dei giorni dopo, lo accompagnai io insieme con altri attivisti, come non solo ad ascoltarlo come consulente, ma come testimone informato sui fatti, dove fu quasi un successo perché il dottor passò quasi dalla parte del testimone, perché lui sapeva e sa le cose che adesso anche posso dire, su ciò che stava accadendo in Italia, su anche le lavorazioni che l'Italia stava facendo negli temi e che la regione doveva sapere che le stava facendo. Avete sentito parlare del GX? Noi siamo in provincia di Padova, tornai in Vicenza, forse non si legge. Avete comunque forse letto qualcosa su queste nuove sostanze? Faccio una domanda. Il GX, sapete che cos'è? No. E ora vi faccio questo passaggio curioso proprio per capire anche dove stiamo arrivando, come procede anche l'amministrazione locale, la regione, lo Stato. È successo che dopo il 2013 dicono che la Miteni, questa fabbrica, non abbia più prodotto il C8, che è quel FAS ad 8 atomi, e che dunque questa contaminazione del C8 in realtà noi non dovevamo preoccuparci perché la fabbrica non la produceva più. Sembrava una bella storia anche, però noi eravamo preoccupati perché, come ha spiegato molto bene Francesco prima, è una contaminazione storica che cammina e ha fatto 35 km in 40 anni, cosa vuol dire che non ce la porteremo via almeno fino a quando noi, coloro che sono in vita
tutti che sono nati da oggi, fra 100 anni non ci saranno più, la contaminazione sarà ancora in parte dei territori. Questa è una stima di idrogeologi che hanno fatto sulla nostra zona. Ci vengono a raccontare che non c'è più il CO2, che dobbiamo stare tranquilli. Scopriamo, poi mi sono preso un'altra minaccia di parole in diretta, nell'aprile del 2019, almeno la regione lo dichiara così, che il Genix c'è dappertutto, c'è un po', il C04, non so se avete letto FAS, questione nazionale, perché noi avevamo appena pubblicato il GIS, questa applicazione satellitare, diceva, non so se riesce a prendere Francesco, fas.land, così mostra anche il nostro sito, fas.land, ma fas.land, questo gruppo di lavoro a cui partecipano sia Francesco che Franco, con un gruppo di scienziati, di attivisti, di ricercatori. Adesso leggo questo ultimo articolo che abbiamo pubblicato, che aggiungo ancora un po'. Tenetevi in mente questo indirizzo, perché sulla ricerca. E ora si apre questa mappa satellitare sconcertante che avrebbe potuto pubblicare l'ARPA per una regione. Sì, alcuni dati, però guarda, vedete i punti rossi? Come indicati, Siamo la Miteni. Qua siamo alla Miteni, vedete che abbiamo, dove si riceviscono la scrittura, siamo sul 1.200.000, quello lì proprio il focus dell'implementazione. Però cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo l'ARPA forniva un file di 5.000 stringhe, no? Sì. Indecifrabili, che capo un file di 5.000 righe, un exchange per l'altro, sembra quasi fantastico del passato remoto di chi lavora con il computer, come lavoriamo. 5.000 stringhe. Noi con il nostro gruppo di lavoro abbiamo aggregato i dati e abbiamo messo graficamente una mappa navigabile con un Google Maps. Tu vai sopra, proprio nella cittadella dentro se qualcosa. No, c'è. E c'è un dato a cartina, c'è un dato. Sì. Noi sappiamo di per. Però almeno qui uno ha la visione immediata sopra i pozzi, le acque risorgive e le acque, diciamo, il suo PAC, pozzi e acque risorgive. Dunque non gli acquedotti sono in realtà, ad esempio vicino a casa mia che mi dicono che bevo acqua tranquilla a Montecchio sotto i limiti, il pozzo a 100 metri da casa mia a 7.000 aveva, poi a 3.000 anagrammi litro di FAS, sono tantissimi. Se i contadini di casa mia fanno degli alimenti, irrigano con quel pozzo, sicuramente i limiti sono limitati. Allora quando uscì sta roba qua, io dissi in un'intervista radio che poco prima di me avevano parlato alcune autorità della regione che è inutile parlare di PO come questione nazionale. No, nel 2019 noi sappiamo da una vita che il Po è inquinato da FAS, perché le ricerche sul Po iniziarono nel 2011 e furono rese pubbliche nel 2013 quando scattò l'allarme almeno tra le autorità di FAS. Parlare oggi di Po è un po' portarci fuori di vista magari, no? Parlare oggi di nuove sostanze inquinanti di nuova generazione, GX o C04, come li chiamano con nomi un po' stusi, in qualche modo li dissocio dai FAS e voler raccontarsi magari un'altra storia per non procedere velocemente nella catena di responsabilità di questo grande inquinamento. Perché ecco, quello che sottolineo, poi magari anche chiudo, ci sono. Allora, il responsabile primario chi è? No, è chi sversa. Allora, il responsabile primario è l'inquinatore, no? Però poi ci sono, abbiamo costruito nel corso degli anni, del tempo, le civiltà, anche dei metodi di controllo. Se quella fabbrica lì, adesso con tutte sapete le procedure, non avesse avuto i permessi, o fosse stata controllata, capite che non avrebbe prodotto un inquinamento del
giustamente da dire, che un tempo aveva un nome, Rimar Ricerche Marzotto, e che aveva già fatto un inquinamento, era già stata condannata, ritenuta colpevole di un crimine ambientale negli anni 70, fino agli anni 60, per i beni Trifluidi. E dunque era una fabbrica pericolosa, una delle 5 fabbriche più pericolose del Veneto. Era ed è una fabbrica sotto normativa Seveso. Tu lasci una fabbrica sotto normativa Seveso senza controllare giorno per giorno, o perlomeno settimana per settimana, o mese per mese cosa sta producendo. È una fabbrica già colpevole di un crimine, è una fabbrica che è messa in cima a una falda dove non dovrebbe esserci niente. No, non lo fa. Però a quanto pare la regione, la provincia, i sindaci stessi hanno dormito un punto di domanda, o c'è qualcosa di più. Sono stati zitti perché ci sono degli interessi. Le risposte possono essere tante, no? Ma so cos'altro raccontarvi di tutte queste grandi battaglie. Comunque nel libro, il libro è un po' curioso, vi dico solo 2 cose sul libro. L'ho scritto per urgenza, cioè non perché volevo fare un libro. Per mobilitare tutte queste persone abbiamo utilizzato varie modalità, soprattutto diciamo una scrittura operativa che lanciavamo all'occasione attraverso la rete, attraverso anche i nostri strumenti, le prime mobilitazioni anche con i telefonini, tramite magari WhatsApp delle mamme, dei genitori. Abbiamo portato molta gente in piazza e poi abbiamo fatto delle scritture operative dove si facevano sia analisi che magari invettive, che inviti alla mobilitazione immediata, ad esempio quando capitava il fatto. Siamo stati diverse volte davanti alla procura di Vicenza, c'era bisogno solo di dare delle dritte, e questo l'abbiamo fatto con la scrittura. A racconto tutto in questo libro ci sono anche molte parti anche di carattere emotivo, perché emerge quel dramma di vivere terre bellissime, il Veneto, soprattutto il Veneto metropolitano, perché è una bellezza. Paolo è così in senso magari storico, dal punto di vista geografico, delle risorse, era una terra bellissima, però ora è devastata. Io sono rabbrividito di nuovo a sentire la testimonianza non solo quella di Francesco, ma soprattutto del professor Sarto, perché le patologie, le cose che lui ha detto le tocchiamo giorno dopo giorno, e sapere di continuare ad abitare in quelle terre avendo dei figli è molto difficile, ti viene proprio voglia di scappare via. È difficilissimo veramente pensare di poter continuare a vivere in queste terre, dove vi do un altro dato allarmante, però bisogna dirlo, bisogna nascondere il pensate che a Montecchio Maggiore, nel mio paese, ecco, la medicina viene celebrata al contrario, dico questa cosa. Quando uscì l'allarme medico e il dottor Mantoane, direttore della sanità, che adesso è sparito, mi piacerebbe sapere dov'è, uscì, sai come uscì la prima conferenza di Torino? C'era la sala civile di Montecchio piena di gente, perché furono costretti a fare questa conferenza, una specie di commissione ambiente aperta al pubblico di sala civica. E lui con tono quasi, non dico tra l'allarme e quasi l'entusiasmo medico, disse sì, una cosa grave abbiamo riscontrato, però pensate, abbiamo lanciato questo screening sanitario che sarà il più importante screening al mondo. Cioè, ci saranno decine e decine di migliaia, dunque lui già celebrava che saremmo diventate case per la più importante indagine sanitaria al mondo. Perché
Perché sapeva, ha trovato, che forse pochi sanno, che l'indagine fatta in America sul FAS, come diceva Franco, là c'è un inquinamento meno impattante su una popolazione meno concentrata, ma c'è un altro dato importantissimo. Il fiume da DuPont vicino all'Ohio che passa, che è un fiume grande, come ha una portata, un flusso come tipo l'Adige, o forse più del Po, insomma, un grande fiume, che vuol dire che loro sversavano a criminali sull'Ohio che poteva diluire. Noi sversavamo sulla Poscola un torrentello che per gran parte dell'anno non esiste, e come ha mostrato Francesco, l'acqua andava direttamente in falda. Ecco, gli Stati Uniti, in questo caso, ci hanno mostrato anche un po' di civiltà. La prima tranche di milioni di dollari decisero loro, gli operai, coloro che avevano ricevuto il danno, di investirla in questa grande indagine epidemiologica, che diventò la più grande, è tuttora la più grande indagine sanitaria nella storia dell'umanità, perché 70.000 persone furono sottoposte a questa ricerca. Ecco, invece da noi avviene il contrario, c'è già una volontà di primizia. Io ero sconcertato, già dopo ho fatto un attacco durissimo, diciamo così, di creazione del dottor Montuano. E recentemente, e chiudo con questo, il mio paese si autocelebrano per aver aperto l'unità di serologia, che è un eufemismo del campo da seno, loro abito in un paese che ha 20.000 persone, facciamo una divisione di genere, sono 10.000 donne, no? E sapete quanti pazienti, raccoglie pazienti di tutta la valle, non solo di tutta la valle, ma anche dalla parte, dell'area del territorio, della regione, del nord, però è l'unità di grandezza che conta, no? Non sono 5 pazienti seduti, non sono 50, non sono 500, sono 5.000. Ed è triste perché io vedo amiche, vedo amici camminando che vengono a trovarmi in uno studio nella mia libreria, o in una libreria a Montecchio, e continuo a sentire, diciamo, di operazioni, di morti, di patologie, diciamo, che montano e tengono a apparire. Noi adesso ci siamo ribellati, alcuni di noi da tanto che si sono ribellati, la popolazione ora si sta ribellando, però portarla a fare un passo di civiltà. Il libro inizia proprio con una frase che è la prima proposizione della civiltà occidentale, che raccolse Aristotele nella metafisica, che cita Talete, il filosofo socratico che aveva l'acqua come principio. Allora, pensate che la prima proposizione della nostra civiltà è il principio era l'acqua, così diceva Talete. E noi, come nella prima marcia, anzi nella seconda marcia, l'abbiamo un po' modificata. In principio era l'acqua, ora non più. Quando una civiltà arriva a distruggere il suo bene primario, assoluto, perché non è solo l'acqua, dell'aria, come acqua, aria, vuol dire che è una civiltà che è arrivata alla fine. È difficile ora trovare una soluzione. Noi ci stiamo provando in vari modi. Il libro racconta, diciamo, questa storia di rivolta e di anche di possibile futuro grazie a quello che stiamo facendo. Posso sapere delle domande? Saranno delle domande, se Avevo dire fuori, ci sono dei libri, noi anche per aiutare la battaglia, diciamo, se ci date una mano ad acquistarli, magari può aiutare, perché no, siamo super esposti. allora se ci sono delle domande,
Qui abbiamo un microfono, oppure se volete parlare anche senza microfono. Se no, una domanda da fare, intanto complimenti per il buon eroe. Purtroppo viviamo. No, un eroe nel senso che mi sento molto vicino a te, penso che queste battaglie, anche quando si vincono, poi la gente non cambia. Cosa sta crescendo? No, mi sento così. Se è cambiata la gente, se cresce in responsabilità, e poi come controllare la responsabilità di chi ha le competenze, perché il problema siamo un popolo di sudditi ignoranti e corrotti, ma non ce ne rendiamo conto, siamo abituati a guardare la nostra famiglia e pensiamo di cavarcela. La tua esperienza dove sei arrivato adesso, cosa hai capito? È cresciuta la tua gente? Allora, Perché poi secondi. Io sono molto curioso di capire com'è la vita della gente comune. Cioè, vi fidate adesso di bere l'acqua del rubinetto, tutti andate a raccogliere, tutti avete i depositi di acqua minerale, i cibi. La situazione dei cibi adesso com'è? allora provo a rispondere in modo breve. Innanzitutto non ci fidiamo, abbiamo perso la cosa che abbiamo perso la fiducia nelle istituzioni, l'istituzione che dovrebbe essere, per così dire, l'edificio di fiducia è franato. Viviamo un po' nel terrore. Emotivamente e psicologicamente siamo provati. L'acqua non la beviamo dal rubinetto, anche se ci dicono che è filtrata. Pensate che noi beviamo acqua potabile, perché è potabilizzata, perché è filtrata. La maggior parte i paesi della zona rossa hanno tutti. Avete visto prima una foto del sito, andate su fast.net. C'è una foto adesso dei grandi serbatoi, i grandi filtri, sono enormi, costano milioni di euro. Grazie a quei filtri, su Fastland di nuovo all'inizio, e sono quelli che mettono l'acqua potabile. Però l'acqua potabile non è l'acqua salata. L'acqua potabile è un termine, diciamo, artificiale che l'uomo ha messo dando dei limiti a qualcosa che è inquinante. In realtà l'acqua che noi ecco, forse mai come questa sera, devo riconoscerlo con Franco, è stato spiegato bene la bioaccumulabilità, di questa sostanza che è bioaccumulabile attraverso questo procedimento raffinato che il rene umano ha diversamente dagli animali. Ieri mi è arrivata la bolletta dell'acqua dentro contaminante sotto i limiti attuali dati dalla regione, però se io bevo quell'acqua accumulo FOS, accumulo PFOA, accumulo altre sostanze. Siamo sotto le soglie indicate, ma quelle soglie, se io andassi a vedere soglie di salubrità, i parametri di salubrità della Germania sui FAS, sai quanto dentro? Dentro 2 nanogrammi. 2 nanogrammi, no? E 2 nanogrammi di millilitro sul sangue. Siamo tutti fuori. L'altra domanda era invece più su a che punto siamo arrivati. Bisognerebbe fare una domanda però precedente. Perché siamo arrivati a questo? Per capire a che punto siamo arrivati. Come è possibile? Avevo cercato di rispondere in parte nel libro, anche se c'è un piccolo sguardo di natura quasi antropologica, sociale. Ho cercato di capire perché la mia gente è arrivata a permettere, diciamo, un implemento del genere, quali sono state le premesse storiche, sociali, anche per permettere una cosa del genere. Perché, come ho detto prima, non avevo il coraggio di dirlo, è una catena di responsabilità. Ci sono la regione adesso si sta sganciando, no? Dicendo anche le province, la Liguria è colpevole, no? E dobbiamo, addirittura ha chiesto lei i danni alle emittenti, tutto quanto. Io ho detto no, c'è corresponsabilità, dobbiamo
ha coperto, chi ha permesso e chi in parte, diciamo, probabilmente anche è colluso, diciamo, con questa azienda. No? Ci sono delle collusioni. L'EPA, l'agenzia americana, equivalente all'ARPA, la nostra, nell'ARPA ci sono bravissimi operatori che lavorano, però le dirigenze cosa hanno fatto? Sul giornale di licenze è venuto fuori a un certo punto che dicono ma gli operatori ARPA non sapevano cosa ricercare. Ma scherziamo, lo dice il dirigente massimo, il commissario, stesso dell'emergenza passa, direttore dell'ARPA, ma gli operatori possono anche capire ai dirigenti. I dirigenti dovevano studiare a menadito la storia del FAS, quando già, diciamo, nel 2013, nel 2011 è la prima notizia che l'ARPA va a fare i primi rilievi sul PO. Un tecnico di alto profilo del Ministero, Polesello, va con un tecnico ARPA a fare le prime indagini e trovano una quantità enorme di FAS sul PO. Per 2 anni non si sa più niente. Nel 2013 il governo obbliga, non è un invito, a continuare questa ricerca perché arriva l'onda di piena, diciamo, di inquinamento degli Stati Uniti. I C8 vengono praticamente messi al bando e cominciano a ricercare tutta l'Europa, i grandi fiumi, arrivano sul polo di nuovo e li scoprono. E nel 2013 poi cosa succede? Nel 2014 rilasciano i permessi per questo nuovo contaminante di cui adesso nel paese siamo il GX, il C4, il C6, dal punto di vista sempre delle patologie legate soprattutto alle aree cerebrali, che sono quelle più pericolose. La regione ha dato il permesso, e sapete che permesso ha dato? Ora vi sconcerta. Nel 2014 permette di lavorare il GenX che arrivava, sapete, dall'Olanda, tonnellate di rifiuti tossici che venivano gestiti e facevano profitto alla Miteni. Praticamente la Miteni aveva il compito di estrarre dai rifiuti tossici il raffinato di questa sostanza, poi lo rispedivano in Olanda e il governo olandese e poi insieme a noi insieme con Paese sono andato a Roma a vedere le fatture, sconcertato. Vedono gli stili di entrata e uscita di queste tonnellate di rifiuti tossici, vedono che ne partono magari una cifra tonda, 100 e ne ritorno magari 30 di raffinamento, e gli altri 70 dove vanno? Avvertono il governo olandese e il governo italiano dicono guardate che c'è qualche confusione. Allarmano la regione solo nel 2017 non interviene, no? Dopo 3 anni che questi qua ci hanno impestato e è già avviata la procedura di prodotto di fallimento e bloccano l'AIA, una fabbrica ormai chiusa, no? Per questa sostanza, dove capite che è tutto molto complesso, però la questione è come siamo arrivati a ciò e ora appunto come sta reagendo la procedura. È 2 anni che è sulla bocca di tutti, è troppo presto, diciamo, perché avvenga un cambiamento. Però dico questo, forse questo è importante, che per la prima volta, forse in Italia, ma è una storia esemplare a livello internazionale, mondiale, quello che sta capitando in Italia e in contemporanea anche negli Stati Uniti, perché è una lotta parallela. Però qui per la prima volta abbiamo non preso o visto come alcuni miei compagni hanno detto è solo la punta di un iceberg, la classica metafora del grande inquinamento che porta in tutta l'Italia. Io ho detto no, dobbiamo cambiare immagine, è più forte. Non abbiamo la Miteni, i FAS non sono la punta di un iceberg, sono la zampa di una piovra. Noi per la prima volta, forse nella storia, abbiamo preso questa zampa con una mossa d'acciaio. L'abbiamo in pugno, e anche i responsabili ci sono dietro legati al catena. È una grossa
possiamo forse, non dico uccidere la piovra, però possiamo tirarla fuori con un bel pezzo e loro l'hanno capito. Dunque abbiamo perlomeno questa consapevolezza di avere la zampa in mano, però quasi una cosa di azione. Dal punto di vista invece della consapevolezza dell'azione politica che potrà essere generata da ciò. E quando parlo di azione politica parlo al di là, diciamo, di ciò che andrà in un secondo momento nelle amministrazioni, nel gioco dei partiti, nella crescita proprio anche politica del territorio. Però siamo gettato le premesse, non so, questo proprio su dirti, se riusciremo a tenere questa tappa, perché abbiamo molte forze contrarie e le forze contrarie sono coloro che ci hanno governato. Parlo a 360 gradi e la debolezza Parlo dei sindacati, dei dirigenti, di chi ha competenza Quattro a disposizione. quattro di tutto, perché ad esempio anche nella LOSA noi abbiamo cercato di coinvolgere tutte le forze, anche coloro che hanno sbagliato e che avevano nel loro statuto la potenza e anche il mandato per salvare questa roba qua. Quel sindacato non ha fatto quello che doveva fare, però l'abbiamo messo anche lui, diciamo, per chiudere le strette. Avete una carta domanda? Io volevo chiedere, mi ha stupito molto il discorso che non ci sono studi specifici sul tema. Mi chiedo, ma l'università non avete trovato una collaborazione con l'università, con le facoltà per esempio di scienze statistiche o di medicina più legata al ramo di studi statistici? Oppure i dati sono nascosti, non è possibile reperire questi dati? Allora questa è una questione sicuramente importante, anche qua un po' da prendere sotto diversi punti di vista. Comunque l'università ha prodotto poco e potrebbe aver prodotto molto di più. Adesso ci sono solo le ricerche delle foreste emerse, però noi sappiamo che ci sono degli studi che anche l'Università di Padova stava facendo in parte, non ci hanno ancora mostrato, soprattutto per quanto riguarda gli alimenti, sono secretati, sono stati probabilmente commissionati dalla regione, dalle autorità, ma la gravità è talmente ingestibile che non li hanno ancora mandati fuori. Che ci sia poi un ritardo dal punto di vista proprio dell'università, della ricerca scientifica su queste sostanze, purtroppo in Italia c'è, perché io credo sia proprio sempre una questione politica in senso di dirigenze che ti dicono fai o non fai. I profitti per queste sostanze sono enormi e non solo gli utilizzi, non c'è da trascurare, utilizzi di cui noi non siamo a conoscenza. Lo dico in conoscenza per vendite spoglie, utilizzi militari di queste sostanze, no? Hanno caratteristiche straordinarie che per quanto riguarda l'impiego militare, aerospaziale, aeronautico, hanno la loro importanza. Noi a un certo punto abbiamo sospettato che ci fosse anche una ragione di Stato, la ragione di Stato blocca la ricerca, perché è assurdo che una fabbrica del genere, una contaminazione del genere sia potuta procedere nel tempo. Si sapeva, è lapidaria la frase dei carabinieri che dice si sapeva tutto. C'è una ragione di Stato sotto? Noi sospettiamo che ci sia anche una ragione di Stato, la ragione subdola, ma c'è potrebbe essere. Un'altra cosa che sta vedendo, in giro per il mondo comunque ci sono centinaia e centinaia di ricerche che sono state negate o perlomeno non studiate o altro ancora da parte di corrispondenti italiani.
chiudere perché l'orario stabilito è questo. Se volete, fuori. Sì, di fuori noi, ecco, l'assemblea, fuori siamo a disposizione. Grazie a tutti.